Il cartello sociale di Agrigento, insieme a numerosi comitati spontanei, espressione di diversi settori della società civile, promuovono una manifestazione popolare per richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli enti competenti affinché si prenda atto della situazione drammatica in cui versa la popolazione e il comparto dell'agricoltura a seguito della siccità che colpisce la provincia come tutta la Sicilia. Una crisi annunciata che già produce i suoi effetti negativi e che fa intravedere presupposti per una stagione estiva condizionata da turni di distribuzione che sembravano solo un ricordo del passato, con conseguenze pesantissime per le famiglie, per le campagne, per le attività produttive. Per l'emergenza idrica che riguarda tutta la provincia di Agrigento servono misure straordinarie delle quali non c'è traccia e interventi mirati. Il cartello sociale continua nel suo comunicato affermando come serve l'attivazione di misure di sostegno per la gestione idrica, l'accelerazione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e finanziamenti per interventi di efficientamento idrico e irrigazione. In questa direzione versa la mobilitazione popolare che vuole stimolare le istituzioni locali a partire dal Comune di Agrigento che riveste un peso non indifferente nella gestione del servizio idrico integrato della provincia affinché si possano intraprendere quelle iniziative che possono fronteggiare l'attuale crisi e mettere in campo una progettualità che prenda atto dei cambiamenti climatici cercando di prevenirne gli effetti. Anche io parteciperò alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Anche noi parteciperemo alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Anche io parteciperò alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Anche io parteciperò alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Noi del cartello sociale partecipiamo alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Anch'io parteciperò alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Partecipa anche tu.